Siamo con Emanuele Chinagli, capitano del gruppo Progetim Immobiliare. Una partita che per la verità, nonostante avete perso, avete giocato molto bene, sicuramente molto meglio rispetto a quella di Coppa contro lo stesso Football 8. È vero c'è stata una sconfitta, ma ci sono stati tanti spunti per ripartire e pensare di poter far meglio in questo campionato. Sì, hai fatto proprio l'analisi giusta della partita. Quindi stiamo crescendo piano piano, stiamo tornando in forma, ci stiamo amalgamando. Primo anno, cerchiamo di dare il massimo per la squadra e soprattutto per il presidente che ci sta dando una vera mano. Mi ha davvero stupito l'organizzazione, soprattutto difensiva. Siete sempre stati molto precisi sugli anticipi e soprattutto questa è una squadra che registrandosi può puntare sulla propria difesa per poter vincere le partite. Quindi costruire una squadra partendo da solide basi difensive per poi cercare di far ripartire rapidamente l'azione proprio con questi anticipi e questi colpi di testa. Sì, effettivamente stiamo lavorando molto su questa fase difensiva per poter ricominciare la squadra. E ci stiamo riuscendo piano piano. C'è molto da lavorare, i ragazzi stanno impegnando, non siamo la squadra materasso, ce la metteremo tutto per dare il filo da torcere a tutti quanti. Grazie mille.